Benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento del nostro ciclo di webinar Così diversi, così uguali. Oggi le protagoniste sono due due sorelle che hanno fatto due scelte di vita molto diverse e che si rincontrano in questo bell'appuntamento in cui cerchiamo di parlare di matematica, ma in modo diverso, con anche la voce di quelle che sono state le protagoniste della matematica. Il tema infatti è matematica sostantivo femminile, quindi una lettura di genere della matematica, considerando cristiana, considerando che le donne spesso vengono considerate come inadatte ad occuparsi di materie scientifiche, in particolare di matematica, ma ovviamente si tratta di pregiudizi e stereotipi. Parleranno oggi la professoressa Rossana Vermiglio, che è ordinaria di analisi numerica ed è stata vice direttrice del Dipartimento di Matematica, Scienze Informatiche e Fisiche. E insieme a lei ci sarà sua sorella, Luisa Vermiglio, che è attrice e autrice. E in altre occasioni, in altri eventi, mi pare che abbiate unito queste due competenze, quindi da un lato la ricerca scientifica, la scienza e la didattica della scienza, e dall'altro lato invece l'arte, in particolare il teatro. E allora io lascio la parola alle nostre protagoniste, chiedo a tutti e a tutti di spegnere le telecamere, la spengo anch'io, e quindi matematica sostantivo femminile. Prego. Allora, inizio ringraziando Valeria per avermi coinvolto in questa bellissima iniziativa e avermi dato appunto l'opportunità di presentarvi queste storie di donne nella matematica. Inizio questo incontro riportando un intervento che il logico e matematico italiano Pier Giorgio Di Freddi aveva proposto nel 2016. Egli, partendo dai dati a disposizione sulla presenza femminile nell'elenco dei vincitori dei più prestigiosi premi scientifici, quali premi Nobel, le medaglie Fields, che sono, chiamiamoli Nobel della matematica, Turing and Wars, e tra i campioni mondiali di scacchi, concludeva in questo modo: non che le donne non siano portate per l'astrazione, ma sono portate meno per le discipline più astratte, scacchi, matematica, e più per quelle concrete, lasciando poi così dei dubbi su quali fossero queste discipline concrete. Quando ovviamente uscì su Repubblica questo intervento nel 2016, si accese un ampio dibattito che coinvolse anche le matematiche italiane. È opportuno ricordare tuttavia che Di Freddi nel 2019 scrisse un libro intitolato Il genio delle donne, in cui celebrò alcune scienziate e alcune delle matematiche che incontreremo anche oggi. Tuttavia, le domande che nascono dalla lettura di questo intervento sono ancora attuali. In particolare, è corretta la sua interpretazione dei dati? E perché ci sono ancora così poche donne presenti nella matematica ad alti livelli, e non solo? A mio giudizio una riflessione importante è la seguente. Diciamo, le convenzioni che ciascuno di noi ha circa le capacità spesso non nascono da una valutazione effettiva delle proprie potenzialità, ma vengono filtrate e si formano attraverso l'esperienza personale e anche il sostegno che ricevono dalla famiglia, il contesto culturale e sociale. Come ha già detto anche Valeria, gli stereotipi e i pregiudizi di genere
contribuiscono a mantenere una situazione stabile, uno status quo, e influenzano le aspettative dei singoli, indirizzano le loro scelte e quindi attuali, e quindi prefigurano anche degli scenari futuri. A mio giudizio, ma non sono l'unica a ricordarlo, che è bene smettere di ripetere che le donne non sono portate per questa o quella disciplina, per la matematica, per le discipline astratte, ma proprio per evitare che questa, chiamiamola previsione, si avveri. Come ha citato Valeria, presentandomi, io sono una matematica numerica, e in particolare mi interesso di cosiddetti modelli matematici con memoria. Questi modelli mirano a descrivere l'evoluzione futura di un certo fenomeno di interesse, tenendo conto non solo della situazione attuale, ma anche della memoria o del passato. E matematicamente è ben chiaro come la presenza o meno di questi aspetti, vi riferisco alla memoria, possono modificare l'evoluzione futura. E quindi, diciamo, per una sorta di deformazione professionale, voglio qui proporvi, e non è la prima volta che mi trovo a presentare, a farlo, presentarvi alcuni percorsi di vita di alcune donne matematiche selezionate tra quelle più note, diciamo, tra quelle più note. E mi soffermerò in particolare sul contesto loro brevemente, molto brevemente, sul contesto familiare, come si sono avvicinati a questa disciplina e quali difficoltà hanno dovuto superare per continuare a studiare e per vedere riconosciuti i loro contributi. Se ci sarà tempo, ma temo di no, ho a disposizione anche alcuni dati sulla situazione delle donne matematiche nelle università italiane. Quindi il passato fornisce indizi per migliorare il futuro, e vediamo quindi subito dal passato come Platone, in un dialogo ideale con Odifreddi, forse avrebbe risposto alla sua affermazione. Le attitudini naturali sono similmente disseminate nei due sessi, e natura vuole che tutte le occupazioni siano accessibili alla donna e tutte all'uomo. Perciò, amico mio, nell'amministrazione dello Stato non c'è una professione da donne in quanto donne, né da uomini in quanto uomini. Nell'antichità ci furono ben poche donne matematiche e scienziate, ma non si può certo non citare almeno brevemente Ipazia, che fu matematica, astronoma, sapiente filosofa, politica influente e anche carismatica maestra di pensiero. Ipazia morì tragicamente per mano di fanatici cristiani, e il suo assassinio rimase impunito. Per secoli le donne che potevano avere accesso agli studi, all'istruzione, erano quelle rinchiuse nei conventi, e forse per questo troviamo così poche donne scienziate e matematiche, in particolare nel Medioevo. E quelle poche che sono diciamo riconosciute, si sono per lo più occupate di discipline umanistiche. Anche nei secoli successivi le scienziate e le matematiche sono ben poco numerose, e andiamo quindi subito a incontrare a Milano Maria Gaetana Agnesi. Vuol la mia padrona un certo libro italiano che tratta delle analisi, venuto da Milano. Voi vi maravigliate che la padrona mia inclini al dolce studio della geometria? Stupitevi piuttosto che con saper profondo prodotto abbia una donna un sì gran libro al mondo. È italiana l'autrice, signor, non è olandese, donna illustre, sapiente, che onora il suo paese. Ma se trovansi altrove scarsi i seguaci suoi, ammirasi il gran libro e studiasi da noi. Così scriveva
Goldoni nella sua opera teatrale in versi Il medico olandese nel 1760 e si riferiva proprio a Maria Gaetana Agnesi. Maria Gaetana apparteneva a una numerosa famiglia della ricca borghesia milanese e fin da bambina dimostrò un talento eccezionale che il padre decise di coltivare e sostenere, spingendola a studiare lingue, filosofia e anche la matematica, anche se la sua biografia cita che iniziò a studiare matematica per aiutare il fratello, per dare lezioni al fratello, risulta anche che Maria Gaetana fosse profondamente convinta che anche le donne dovessero ricevere un'istruzione. Era timida e religiosa. Tuttavia è molto religiosa, tuttavia il padre la forzò diciamo, a presentarsi in pubblico e ne fece un po' l'attrazione di casa, perché era solito organizzare dei salotti invitando i personaggi più illustri di passaggio a Milano per dibattere su temi filosofici e scientifici. Maria Gaetana si distinse in questi dibattiti e raccolse già a 20 anni un primo libro di raccolta sui temi trattati sia filosofici che scientifici, ma non è questo il libro di cui parla, viene citato da Goldoni, perché il libro diciamo il più famoso di Maria Gaetana è il trattato in 2 tomi, Istituzioni analitiche ad uso della gioventù italiana, che lei scrisse proprio in lingua italiana, non in latino, proprio per dare ampia diffusione a queste idee e concetti matematici. Fu il primo lavoro di rassegna sul calcolo infinitesimale e Maria Gaetana ne fornì un'interpretazione completa, originale e sistematica. E fu un enorme successo e venne tradotto anche in diverse lingue. Sull'onda di questa fama, il Papa la nominò professore onorario all'Università di Bologna, ma ella non vi andò mai, non lo frequenta mai. Perché? Perché nel frattempo il padre era venuto a mancare e Maria Gaetana, che non avrebbe mai disobbedito al suo padre, decise di interrompere gli studi scientifici e dedicarsi a studi religiosi, ma soprattutto a opere di carità. Fu direttrice del Pio Albergo Trivulzio e morì in totale povertà. Voglio concludere, diciamo, questa breve presentazione di Maria Gaetana con una curiosità. Infatti il suo nome è legato a una curva che in italiano è nota come versiera dell'Agnesi, da versoria, che è una corda delle vele. Qui vedete il grafico di questa curva. Tuttavia, nelle traduzioni, diciamo, che ce ne sono state date in inglese di questa curva, la curva versiera dell'Agnesi è stata tradotta con Witch of Agnesi. Witch vuol dire strega, perché la versiera è diventata avversaria di Dio, e quindi nella traduzione inglese trovate proprio la parola strega, niente di più lontano dalla pia Maria Gaetana. E ora facciamo un salto a Parigi, un salto a Parigi a incontrare Sophie Germain. Così dice di lei Gauss, un illustre matematico tedesco. Quando una persona di sesso femminile che, secondo i nostri costumi e pregiudizi maschili, deve incontrare difficoltà infinitamente superiori a quelle che incontrano gli uomini per giungere a familiarizzarsi con le spinose ricerche della matematica, riesce, non di meno, a sormontare simili ostacoli e a penetrare fino alle regioni più oscure della scienza, allora senza dubbio ella deve avere il più nobile coraggio, un talento assolutamente straordinario e un genio superiore. Sophie era figlia, come Maria Gaetana, di un ricco mercante,
è colto, e mentre fuori aveva inizio la rivoluzione francese, Sophie era una ragazzina di 13 anni che scopriva l'amore della matematica leggendo la biografia di Archimede nella biblioteca del padre. E questo fatto è importante perché quello che colpì Sofia fu la morte di Archimede, che avvenne per mano di un soldato romano mentre Archimede era intento ai suoi studi e quindi non si accorse del pericolo. I genitori naturalmente all'inizio ostacolano un po' questo interesse così anomalo per la matematica di Sophie Germain, ma lei era tenace, leggeva di notte a lume di candela e alla fine i genitori si convinsero a sostenere i suoi studi. A Parigi c'era l'école, quando diciamo Maria Sophie voleva continuare i suoi studi, progredire, ma l'école polytechnique a Parigi non era aperta alle donne, e infatti fu aperta solo nel 1972, e quindi Sophie, per poter accedere a questi saperi, si inventa uno pseudonimo, Leblanc, e segue, diciamo, studia sugli appunti e manda degli scritti ai professori del corso, in particolare a Lagrange. Lagrange rimane colpito della profondità della sua articolo, delle sue riflessioni, e la vuole conoscere, e così scopre che in realtà è una donna. E comunque rimane stupito e la sostiene, diventa il suo mentore. Aveva usato lo stesso pseudonimo anche con Gauss, con cui ebbe una fitta corrispondenza di carattere scientifico. Gauss venne a scoprire che dietro Leblanc si nascondeva Sophie Germain quando Napoleone invase la Prussia, e Sophie, preoccupata che a Gauss potesse accadere quanto era già accaduto ad Archimede, lo raccomandò a un generale amico del padre, e così Gauss scoprì che Monsieur Leblanc era in realtà Sophie Germain, e scrisse quello che abbiamo ricordato all'inizio. Sophie diede effettivamente importanti contributi alla dimostrazione del teorema di Fermat e anche alla teoria dell'elasticità. Le fu anche conferito un premio, ma tuttavia le sue ricerche rimasero nascoste, perché le svolse a lungo, perché le svolse in autonomia e anche un po' in isolamento. Morì precocemente per un tumore prima che le fosse conferita la laurea d'onore all'Università di Gottinga su suggerimento di Gauss. E ora incontriamo Sofia Kovalevskaya. Sofia nasce a Mosca, ma si trasferisce da una famiglia anche qua aristocratica, ricca, e si trasferisce poi in Bielorussia quando era ragazza. Il padre era un generale di artiglieria, un uomo senza mezze misure, lo definisce Sofia stessa. Lei si innamorò della matematica fin da bambina, come racconta nel suo libro Memorie d'infanzia. Avevo uno zio, Piotr Vassiljevich Korvin-Krukowski, il fratello di mio padre. Parlava della quadratura del cerchio, dell'asintoto, quella retta alla quale una curva tende ad avvicinarsi senza mai raggiungerla, e di molte altre cose che mi erano completamente incomprensibili, destando però in me un senso di mistero e di attrazione profonda. Prima di trasferirci in campagna, l'intera casa fu rinfrescata con pittura e carta da parati, ma la quantità necessaria non era stata valutata con precisione, di modo che una camera ne rimase senza, quella dei bambini. La nostra soffitta era piena di mucchi di vecchi giornali, e c'erano anche le dispense del corso tenuto dall'accademico Ostrogradsky sul calcolo integrale differenziale, corso frequentato da mio padre quando ero un giovane ufficiale dell'esercito. E furono proprio questi fogli ad essere utilizzati per le pareti della mia stanza. Avevo circa 11 anni. Notai un giorno che certe cose che apparivano là erano già state menzionate dallo zio, poiché ero sempre completamente elettrizzata da quello che mi diceva.
Cominciai ad esaminare il muro con grande attenzione e rimanevo così per ore e ore e ore, leggendo, rileggendo ciò che era scritto. Non ci capivo assolutamente nulla, ma qualcosa mi spingeva a continuare. Eh sì, Sofia continuò i suoi studi e poi voleva progredire e iscriversi all'università, cosa che non era permesso in Russia. L'unica possibilità che aveva era quella di recarsi all'estero, in particolare in Germania, ma non poteva certo abbandonare il paese senza il parere del padre. Fu così che, per sottrarsi alla volontà all'autorità paterna, si sposò con un giovane, Vladimir Kovalevsky, senza il consenso della famiglia. In questo modo riuscì ad andare in Germania a studiare e a lavorare poi con Karl Weierstrass, altro famoso matematico, è veramente un mostro sacro dell'analisi matematica. Ottenne così il dottorato all'Università di Göttingen in assenza e fu la prima donna europea a conseguire il dottorato in matematica. Tornò in Russia, ma il titolo non le fu riconosciuto e quindi cercò, diciamo, di investire un po' sugli affetti e si riavvicinò al marito ed ebbe una figlia. Però dopo un breve periodo tornò in Germania e da lì si trasferì in Svezia, dove ottenne il posto di professore all'università, il primo posto di professore all'Università di Stoccolma. Diede importanti contributi alla teoria delle equazioni differenziali e ci sono dei teoremi che portano il suo nome. Ottenne numerosi riconoscimenti e fu membro del comitato di redazione di una rivista internazionale. Fu proprio la prima vera donna professore universitario completa. Ebbe una vita avventurosa e piena di interessi e scrisse anche romanzi e altri abbozzi di opere letterarie. Morì tuttavia giovane per una polmonite. Emmy Noether è un'altra figura importante e da ricordare. Non entrerò nei dettagli della sua vita, ma è importante, voglio citare cosa scrisse di lei alla sua morte Albert Einstein sul New York Times. Nei giorni scorsi è morta a 53 anni una grande matematica, la professoressa Emmy Noether. Nel giudizio dei più competenti matematici viventi, la signora Noether era il genio creativo più notevole emerso da quando è stata resa possibile l'educazione superiore alle donne. Nel campo dell'algebra, a cui hanno lavorato per secoli e i più dotati matematici, ella ha scoperto metodi di enorme importanza per la crescita dell'attuale giovane nuova generazione di matematici. Anche la sua vita merita attenzione, ma il tempo è tiranno e quindi non posso non ricordare invece Mariam Mirzakhani. Perché? Perché è la prima donna, guardate che volto bellissimo a vincere nel 2014 la medaglia Fields. Il premio era stato istituito nel 1936. È donna ed è anche iraniana. E queste sono le sue parole, le parole che lei dice. È un grande onore e sarò felice se questo mio risultato incoraggerà le giovani donne scienziate e matematiche. Sono sicura che in futuro ci saranno sempre più donne che vinceranno questo premio. Ecco, questo è molto importante, queste parole che Mariam ha detto. Lei ha trascorre la sua infanzia durante la guerra in Iran e in Iraq. I genitori incoraggiano i figli, senza distinzione di genere, a coltivare le proprie passioni e non a perseguire la fama. È il fratello maggiore che le parla di scienza e in particolare di Gauss. Vedete come certi nomi ritornano. Frequenta il liceo e si laurea in matematica ed è la prima donna studentessa iraniana a vincere le Olimpiadi internazionali della matematica per 2 anni di fila, con 2 medaglie d'oro a punteggio pieno. Lei si reca nel 2004 ad Harvard, negli Stati Uniti, per continuare i suoi studi
e lì incontra diciamo un altro Fields Medalist che è Curtis McCallan e segue le sue lezioni su delle discipline matematiche che non conosceva così con profondità e lei stessa dice nelle numerose interviste che ha rilasciato: ho iniziato a frequentare i seminari organizzati da Curtis McCallan. Bene, devo dire che molto del tempo non capisco una parola di quello che il relatore sta dicendo, ma sono affascinata dalle cose che spiega, che sono semplici ed eleganti. La bellezza della matematica si svela ai seguaci più pazienti. Perché vi cito queste parole? Perché erano le stesse parole che anche la stessa Sofia Kovalevskaja diceva: mi affascina questa matematica, non capisco, ma voglio approfondirla, voglio seguire, e con la pazienza si possono ottenere contributi importanti. Nel 1217 muore, giovanissima, lasciando soli il marito e la figlia. Siamo verso la conclusione ora e voglio, come ho iniziato con le parole di un logico matematico, concludere con le parole di un altro logico matematico italiano, il professor Gabriele Lolli, che nel suo libro La crisalide della farfalla dice: sono gli educatori, e in primo luogo i genitori, quelli che hanno la responsabilità di non perpetuare una ridicola discriminazione dannosa per la scienza, per la dignità umana, di non sottrarre con i loro pregiudizi e la loro inadeguatezza alle future generazioni di donne l'opportunità di una carriera affascinante, di una grande avventura intellettuale e di una realizzazione di sé piena e gratificante. E ora la conclusione la lascio alla poesia di Alda Merini, che Luisa vi leggerà. O donne povere e sole, violentate da chi non vi conosce, donne che avete mani sull'infanzia, esultanti segreti d'amore. Tenete conto che la vostra voracità naturale non sarà mai saziata. Mangerete polvere, cercherete di impazzire, non ci riuscirete. Avrete sempre il filo della ragione che vi taglierà in due. Ma da queste profonde ferite usciranno farfalle libere. Vi ringrazio anche a nome di Luisa per l'attenzione. Grazie davvero, perché avete dato l'idea ovviamente di queste vite così difficili, e complimenti anche per la scelta della poesia, che ovviamente è anche un segno di speranza, mi pare di cogliere, vero? Perché noi istituzionalmente come università dobbiamo dare dei modelli di riferimento e dei segni di speranza alle nostre giovani, vero? Alle giovani generazioni. Chiedo se ci sono delle domande da parte delle persone che sono online, quindi se avete delle domande vi prego di farle o mandandole nella chat oppure comparendo. Io volevo chiedervi una cosa, una considerazione. Voi avete analizzato insieme queste vite. E la domanda che a me viene, avendo approfondito queste vite di queste donne che ovviamente non avevano le comodità che abbiamo noi in questo momento nella nostra società occidentale, perché poi nel resto, in tante altre zone del mondo, le cose sono molto più difficili, ovviamente. Quindi, avendo analizzato queste vite, oltre a questi grandi talenti, quello che secondo me emerge è questa forza interiore incredibile, un carattere pazzesco, perché noi adesso ci iscriviamo al liceo classico, al liceo scientifico, alla facoltà di matematica piuttosto che di giurisprudenza. Voglio dire, è più semplice. Ma una volta queste scelte, quindi di queste personalità che avete delineato, erano delle scelte difficilissime, osteggiate e dal punto di vista anche sociale non comprese. Una forza incredibile, penso, vero? Beh, se posso rispondere io, certo, queste donne avevano una tenacia insolita, ma come sono d'accordo con te, noi dobbiamo e hanno aperto le strade delle carriere universitarie
queste matematiche, ma tante altre scienziate, tante altre donne in ogni disciplina, in ogni sapere. Possiamo trovare profili di donne così dotate, ma anche di carattere forte. E questo è l'obiettivo, hai colto benissimo l'obiettivo di questa presentazione, che è quella proprio di fornire dei modelli positivi per le future generazioni, che adesso, grazie anche proprio al lavoro di queste donne e la fatica loro, trovano comunque la possibilità di iscriversi alle università e di intraprendere carriere anche di ricerca universitaria di un certo livello. Ecco, senz'altro questo è così. Devo dire che tutte queste donne sono accomunate, e ho cercato dal fatto che comunque avevano accesso alla cultura, perché venivano da famiglie agiate e colte, comunque dove trovavano una biblioteca e dove in qualche modo anche Sofia Kovalevskaja leggeva di nascosto, lo racconta nelle sue memorie d'infanzia, perché non era ben visto questa sua passione per la lettura, ecco, però avevano il modo di confrontarsi anche in maniera autonoma sì, con la cultura, ecco, poi una certa, diciamo, approfondimento culturale. Avevano i libri, ecco. Adesso noi tutte queste, diciamo, fatti, tutte queste conquiste le abbiamo, ce ne sono altre di sfide però. Ancora. Sì. Ma diciamo è emblematico evidenziare come quando si sente dire, perché purtroppo ancora si sente dire, ma ci sono poche donne che hanno vinto il premio Nobel, che hanno vinto questo o quest'altro, non dimentichiamo che le donne non avevano accesso all'istruzione, e quindi è ovvio che queste persone che ce l'hanno fatta, che ricordiamo, che non sono sempre state ricordate però, quindi bene che adesso vengano ricordate, hanno fatto uno sforzo enorme, no? Hanno fatto delle scelte di vita che quante di noi e quanti di noi avrebbero fatto? Cioè, quanti uomini hanno avuto quella forza e quella determinazione? Probabilmente molto pochi, perché non avevano bisogno di dover, vero, scavalcare quegli ostacoli che invece queste donne hanno dovuto scavalcare. Quindi, oltre al talento, all'intelligenza, qua c'è un grande coraggio, una grande determinazione. È importante quello che dici sull'appoggio familiare, questo sempre, vero? Perché ovviamente lo sappiamo, se le famiglie già disincentivano le ragazze a iscriversi alle facoltà scientifiche, a iscriversi ai licei scientifici, è chiaro che già abbiamo, no, una sfiducia che viene tramandata, trasmessa dalle famiglie alle ragazze. Invece le famiglie che incentivano e coltivano questi talenti ovviamente hanno più chance di essere propositive e aumentare poi le possibilità di farcela delle loro ragazze. Io volevo fare anche una domanda a Luisa. Eccomi. Perché Luisa ci ha letto queste vite ed è un'attrice, e anche nel teatro le donne hanno avuto vicende travagliate, tant'è che in passato addirittura i ruoli femminili erano spesso interpretati da uomini. Sì, come nel teatro antico, nonostante la grandezza della cultura greca antica, in realtà in scena andavano solo gli uomini. All'epoca cioè diciamo che la commedia dell'arte italiana ha riportato le donne in scena, prima non c'era. E questo sì, ascoltando sono molto interessata a questi argomenti. Nell'ambito artistico diciamo che le donne sono più bene accette, credo, che nell'ambito scientifico, però c'è tanta strada da fare. E non solo, anche in qualsiasi ambito professionale sappiamo che ancora ci sono dei divari enormi, per esempio tra gli stipendi femminili, maschili, cioè è un argomento che va benissimo secondo me che a più livelli venga messo in evidenza, perché le donne devono prendersi un po' quello che gli spetta, ecco, quindi anche nel teatro, però nel teatro diciamo che c'è una presenza attualmente c'è una presenza femminile molto rispettata, ecco, non c'è, poi il teatro è anche fatto di ruoli diversi, ci sono entrambi i ruoli, oramai le donne sono ufficialmente pure attrici e senza che nessuno pensi male, perché c'è stato anche tutto il periodo appunto della commedia dell'arte, ma anche gli anni successivi in cui le donne attrici
venivano considerate delle poco di buono. Ecco, diciamo che per fortuna almeno lì noi siamo arrivati un po' più avanti, però c'è molta strada da fare ancora, e quindi io sono veramente contenta di poter dare una piccola contributo a qualsiasi, diciamo, percorso che possa sensibilizzare, questo, soprattutto anche a donne che meritano di arrivare dove sono, insomma, ecco. Grazie, grazie tanto per la presentazione. Volevo, perché all'inizio mi sono un po' fatta prendere, vi ringrazio tanto per la presentazione, sono felicissima, anche mia sorella che mi porta con sé, vi ringrazio tutti. Vedo la professoressa Nicoli. Cristina. Buongiorno a tutti. Io avevo una domanda per Rossana. Io 2000 anni fa, quando ho iniziato la mia carriera accademica, ricordo di essermi presentata a un convegno nazionale in sostituzione del docente che in realtà doveva presentare una relazione. Quindi ero anche un po' tremebonda, molto giovane. Andai dal chairman del convegno e gli dissi: guardi, io sostituisco il professor XY che non ha potuto essere qui presente, e questo chairman, che era un insigne professore di biochimica dell'epoca, davanti a tutti gli altri colleghi disse: va bene, grazie, non ne guadagneremo da un punto di vista scientifico, ma ne guadagneremo da un punto di vista estetico. Io credo che lui allora volesse farmi veramente un complimento. Io ne rimasi veramente mortificata, ci sono rimasta malissimo, e a distanza di tantissimi anni lo ricordo ancora questo evento. Allora, la domanda che volevo fare a Rossana era proprio questo, cioè nel mondo della matematica, nel mondo accademico della matematica, oggi com'è la situazione? Allora, io ho dei dati che, se vuoi, ho fatto un'indagine, diciamo, con i dati disponibili sul sito MIUR proprio del 2021, del gennaio, e adesso, se volete, ve li mostro, ma ve li cito. Per quanto riguarda le, diciamo, parliamo di numeri, poi ovviamente su tutti gli altri aspetti che tu hai citato provo a dire... La storia è lunga. Quindi, nell'area della matematica, attualmente nelle università italiane abbiamo un 65% di uomini contro un 35% di donne. Nell'informatica, che è comunque una disciplina presente nel nostro Ateneo, la percentuale degli uomini aumenta, arriva al 76% contro il 24%, mentre nell'ingegneria informatica, quindi dove c'è diciamo competenze sempre informatiche ma di taglio più tecnologico, la percentuale delle donne presenti in tutti i ruoli è solo il 14%. Quindi ovviamente, guardando i dati anche nella progressione delle carriere, la cosa è confermata, come è ancora presente nella fascia alta, quindi nel ruolo di ordinari, la percentuale delle donne anche nell'area matematica è molto bassa rispetto alla fascia dei ricercatori. In alcuni settori, quale per esempio quello dell'analisi numerica, a cui appartengo, nella fascia dei ricercatori sono presenti più donne in questo momento. Non ovviamente nella fascia alta, dove la percentuale si riduce notevolmente. Quindi, diciamo, come interpreto io questi dati, anche in risposta, se vogliamo, a Odifreddi? Bene, ci sono, diciamo, le donne cominciano almeno a entrare nel mondo universitario in una situazione di grande equilibrio. E quindi questo dimostra che le capacità sono ovviamente uniformemente distribuite, non dipendono dal genere, quello su cui bisogna lavorare e ovviamente aiutare le donne nella progressione della carriera, no? E in tutti quegli aspetti che possono facilitare loro la gestione anche della cura della famiglia e dei propri cari e la carriera, ma questo è un tema che coinvolge tutto. Riguardo invece ai colleghi maschi, purtroppo così espliciti io non ne ho mai trovati, però c'è ancora, forse più non tra i giovani, questo lo voglio sperare, tra i più giovani, quelli che diciamo, ma c'è ancora questo pensiero.
come ho iniziato con quello che diceva Odifreddi, che è comunque un illustre matematico e logico italiano, che poi ha corretto, diciamo, no, questa sua... e quindi c'è ancora da lavorare. Sì, posso immaginare la tua sconforto, però sei qui, sei ordinaria, è la tua disciplina, e quindi sei un modello per tutte le ricercatrici e per tutte noi, ecco. Quindi sì, c'è ancora, serpeggiano queste idee, sono ancora presenti nella nostra cultura, purtroppo. Bene. Sì. Grazie Rossana, grazie Luisa per essere stata qua, per averci fornito queste riflessioni e ancora una volta questi modelli di riferimento. Dico soltanto una cosa Rossana, tu hai usato prima una parola, hai detto dobbiamo aiutare le giovani, no? Io dico non dobbiamo discriminarle, scusami ma sono una giurista. Non dobbiamo discriminarle, che è diverso. No, E infatti questo ciclo di webinar ha proprio, mette un tassello, no? Proprio questo obiettivo, diffondere questa cultura delle pari opportunità, dell'inclusione, della non discriminazione. E proprio per questo motivo, quindi ringraziandovi della vostra presenza, io lancio l'appuntamento che non sarà la prossima settimana, ma sarà tra 2 settimane, perché ogni tanto abbiamo saltato un venerdì, e parleremo di un altro aspetto completamente diverso, che è proprio nella logica dell'interdisciplinarità di questo ciclo di eventi. Parleremo di vecchiaia, cosa che ci interessa molto. Uomini e donne invecchiano allo stesso modo? E una risposta a questa domanda ce la darà il professor Alessandro Cavarape del Dipartimento di Area Medica. E io con questo ringrazio tutte e tutti, in particolare le sorelle Vermiglio, e vi saluto e ci vediamo tra 2 settimane.